durante il film, sulla strada dove c'è la casa dei due protagonisti, c'è una specie di camper barra roulotte a fianco alla casa. Visto che Coppola era in un camper, è un'autocitazione, è alla Hitchcock. Ma non lo so. Perché a quel punto, vi dirò di più, non è una storia d'amore, non è la storia d'amore di lui e sua moglie. È un film su se stesso e sul fatto che deve farsi perdonare perché è un marito assente. Will you guys just slow it down and make it funky? Di nuovo 3, 2, 1. Oh, buono. Ciao. Bentornati e bentornate al dibattito Genze, chiamato Il film è finito. Apparentemente questo è il nome del format ufficiale. Vi piace? Non vi piace? È figo? No, perché in realtà c'erano varie opzioni. Una era la bolla, perché quando ci perdiamo a parlare tra di noi si forma la bolla. Però l'obiettivo per questa stagione è non fermarci a parlare tra di noi, ma tipo coinvolgere il più alto numero di persone possibili e immaginabili. Ecco, è un dibattito che serve a noi, a voi, a tutti, in remissione dei peccati. Andiamo avanti. Ovviamente io non mi ricordo nulla di quello che ho scritto, quindi spero in bene. Di solito partiamo col regista. Piccola premessa, c'era troppo da dire sul regista, quindi ho trovato i fatti più assurdi, ma neanche più scontati. I fetish di Coppola, gli piacciono i piedi? Come Tarantino? Allora, secondo me Tarantino ha visto un po' di Coppola prima di fare... Vabbè, dopo ne parliamo comunque. Ok, Un sogno lungo un giorno poteva durarne 3. Non so perché l'ho scritto. Però possiamo andare avanti. I fatti. Allora, parliamo del regista, che è praticamente parente, come ogni italiano che si rispetti, praticamente di ogni persona ad Hollywood. Ne ho elencati un po', però del 75% non so pronunciare il nome, quindi mi fermo a Nicolas Cage e Sofia Coppola, della quale, vabbè, abbiamo già proiettato un film di Sofia Coppola. Abbiamo fatto questa cosa. Esatto. Figata, tipo negli anni 70 ha girato uno spot pubblicitario per il whisky Suntory. E questo è un bel aneddoto. Esatto, perché giustamente sua figlia nel film che abbiamo proiettato qui ha dato una citazione, insomma ha citato il padre all'interno del film. Allora, non so perché sia ambasciatore onorario del Belize a San Francisco, California, però il titolo è una figata, che è Sua Eccellenza Ambasciatore Francis Ford Coppola. Adesso io non ho grandi ambizioni nella vita, però se mai dovessi riuscire a ottenere un titolo, un onorifico del genere, io... Specificatamente in Belize? Beh, non necessariamente, va bene anche a, non so, Borgo Tocchi, di fianco alla statale di Rosà. Luogo densamente popolato comunque. Sua Eccellenza. Secondo me è Sua Eccellenza Ambasciatore perché possiede 2 resort in Belize. Lì ci sono i nomi dei resort. Beh, è un famoso imprenditore del vinito. Vino, è vero, Vino perché lui e ha comprato berry, anche un vigneto. Sì, sono la sua specialità. Questo Poi era un fatto... li vende per fare i film, periodicamente ne vende uno per fare... Sì, perché lui c'ha sta malsana abitudine di autofinanziarsi. E dopo parliamo anche di questa cosa. Si ritorce contro questo. La mia di questo film. Allora, è ancora sposato con la sua prima moglie. E anche questo ha un'attinenza col film, per la verità. Tosta, e l'ho messo a caso. Ben fatto. Grazie. Ha dato il primo Oscar per la miglior regia a Scorsese insieme a Steven Spielberg e George Lucas. Vorrei dire che
Che figata, cioè, nel senso, non è che lo puoi fare tutti i giorni. No, però c'è un motivo. Cioè, immagina Scorsese a cena con i parenti, a un certo punto si blocca mentre sta mangiando e fa, raga, sapete che mi ha dato l'Oscar l'altro giorno? E tipo, e fa, chi? Coppola? E non solo, cioè, poi tira fuori anche... Però tutto questo ha un senso perché Lucas e Spielberg sono due grandissimi soci, insomma, e in realtà tutti insieme, sia Coppola, Lucas, Spielberg e anche Scorsese, pur venendo da New York e non dalla California come gli altri, hanno fatto parte, cioè hanno animato moltissimo il movimento della New Hollywood negli anni 70, erano grandi amiconi, grandi confidenti l'uno dell'altro, per cui a distanza di tempo, insomma, che siano stati loro a premiare Scorsese per Departed, secondo me ha senso, esatto, quindi l'hai anche scritto e non l'avevo letto, bravo, quindi in effetti l'hai detto tu. Carlo mi ha riconosciuto, è il giorno più bello, anzi la sera più bella della mia vita, che giornatona che ho passato. E Frecciatona stava lavorando a Megalopolis dalla metà degli anni 90, Megalopolis che adesso è uscito nelle sale. Questa notizia, se volete vederlo nelle Primo sale. film consigliato della serata, consigliato o non consigliato? Non si sa, perché è un grande mistero, la critica lo sta in egual misura Lodando, Cassando e... pensando, sì. io non l'ho ancora visto. È il film Qualcuno ha visto Megalopolis? 1 e Com'è? 2 Com'è? Metà? metà. Qualità. Stavo per tipo tirare fuori un mid, invece è proprio figo. Non so se ne possiamo parlare in anteprima. Beh, no, ci concentriamo su questo Non c'è più stasera. l'embargo, per cui possiamo parlarne se volete, però. Ok, Un sogno de un dia. esatto, perché faceva figo. In spagnolo è tutto drammatico, è tutto... Poi immagina un sogno, lame, un sueño. Un sogno. Minchia, che bello che è lo spagnolo. Chissà com'è il titolo. Allora, fun facts sul film. Allora, qui ci sono opinioni contrastanti. No, non sono opinioni, sono dei fatti contrastanti. Ok. Allora, il film su IMDb c'è scritto che il film doveva costare originariamente 2 milioni. Su Wikipedia c'è scritto che doveva costarne 8. Io non ho È capito. una cifra che è andata aumentando, però inizialmente la cifra che la Metro Goldwyn Mayer, per cui si doveva fare questo film, ha dato a Coppola era di 2 milioni. Niente. Siamo partiti da questo per poi arrivare a un... Sì, 25 milioni. Allora, non sono matematico, non sono finanziere, però vabbè, ha fatto bancarotta e sì, succede, raga. Il fallimento è contemplato all'interno dei grandi piani. È un fatto della vita. Sì, è un fatto della Specialmente vita. Se uno rischia tanto come lui, ha sempre rischiato molto. Esatto, cioè finanziando addirittura i suoi fallimenti. Certo. Esatto, ci ha messo la faccia, proprio come i veri italiani. Allora, papà ha diretto la maggior parte del film da un camper, praticamente tramite altoparlante, nel frattempo si faceva la Iacuzzi, un grand'uomo. E l'aeroporto, in realtà tutto quello che si vede nel film è stato ricostruito all'interno degli, non mi ricordo come si chiamano gli studi. Zoetrope. Esatto. Come poi tutta l'impresa cinematografica di Coppola, insomma. Sì. Esatto. E addirittura la zona dove è stato riprodotto l'aeroporto è stata rinominata la trappola per incendi, perché era piena di materiale infiammabile, come Spazio Zefiro tecnicamente. Quindi... Non abbiamo ancora testato tutto ciò, però possiamo farlo stasera, visto che la settimana scorsa qualcuno doveva lanciare un divano e poi doveva partire un incendio, ma non è qua. successo. Peccato. Signore e signori, Luca Antonello. Luca Antonello alla fotografia. Allora, la colonna sonora di Tom Waits, cameo dei genitori Carmine e Italia Coppola, i genitori di Francis Ford, bel nome oltretutto, in una scena del film, quella dell'ascensore. Esatto. Praticamente stavano lì, erano proprio italiani comunque. Cioè, Invece gli italiani. sì, è proprio, cioè Carmine Coppola, capito? Compositore. È vero. E anche Famiglia d'arte comunque. Flautista per Toscanini negli anni 40. Minchia. Tocca Carlo. Fammi delle domande tu. No, vabbè, vediamo. Qualcuno ha delle domande tecniche da fare a Carlo? Allora, esperienza personale, non c'è qualcosa a cui Carlo non sappia rispondere. Non è vero, però... Esperienza personale, quello che ha detto è falso, quindi potete veramente chiedere tutto.
Non tutto, ma di tutto. Non ci credo, sicuramente hanno delle domande. È un espediente per tagliare il più possibile questo momento, però se non le avete... Allora, abbiamo notato che effettivamente dopo la visione del film ci vuole un po' per assorbirlo, per farlo... Chi l'aveva già visto? Beh, in effetti è un film molto curioso che di solito non si vede, cioè non è mai citato tra i grandi film di Coppola, anche se probabilmente è il film più... cioè è probabilmente il film in cui ha investito personalmente di più dopo Apocalypse Now, che è stato... E infatti, dopo l'Apocalisse è l'inizio, secondo me. Questa è la scaletta di Carlo. Dobbiamo parlare di questo perché questo era un film che doveva nascere come una specie di risposta, cioè di contraltare a Apocalypse Now, no? Che era stato un film estremamente costoso, la cui produzione era partita all'inizio degli anni 70, poi è ripresa nel 75, nel 77 l'hanno girato, nel 79 poi sono riusciti a farlo, però lui l'ha interamente prodotto e ha ipotecato ogni sua proprietà, ha rischiato di tasca propria per finanziarlo, girandolo nelle Filippine è stato a suo dire un inferno, cioè una cosa che ha rischiato tra l'altro di mettere... La prima stagione di Genze, praticamente. Io non me la ricordo così. Appunto, è un inferno. No, sto scherzando, è stato un bel momento. E come ogni bel momento può ripetersi Sì, ogni sì. venerdì sera, per cui... Giornatone. No, beh, è importante partire da qua, perché sennò probabilmente diventa misterioso il motivo per cui lui abbia fatto un film così, che è molto diverso dai film per cui è famoso. Cioè uno pensa al Padrino, pensa alla Conversazione, pensa ad Apocalypse Now, però... No, io ho un libro sulla biografia di Coppola e quando ho letto che lui, uno dei suoi primi film si chiama Buttati Bernardo, e poi visto che questo si chiama Un sogno lungo un giorno, ho detto va bene. Non dobbiamo pensare che tra Megalopolis e Il Padrino c'è Un sogno lungo un giorno, dobbiamo pensare che tra Buttati Bernardo e Un sogno lungo un giorno ci sono Il Padrino, La Conversazione, Il Padrino parte seconda. Esatto. Hai ragione tu. Vediamola così. No, ma è giusto, cioè nel senso... Forse lui è nato più per Un sogno lungo un giorno che per Il Padrino, Sì, non lo allora, so. Questa cosa è vera ed è anche il senso dell'operazione poi in realtà, cioè l'idea è facciamo un piccolo film, facciamo una commedia romantica musicale che deve costare poco, così almeno lui diceva all'inizio, un film intimo che non abbia delle pretese, cioè non doveva essere fatto su scala epica come Apocalypse Now, e in effetti è stato fatto anche in un certo senso per compensare idealmente quelle che erano state le sue mancanze durante gli anni in cui era stato impegnato con Apocalypse Now, perché quel film ha significato quasi la fine del suo matrimonio. C'era aria di divorzio in casa Coppola, anche se poi si sono mantenuti assieme, fedeli l'uno all'altro fino alla fine, e quindi questo è un film che secondo tanti è stato fatto anche in omaggio alla moglie, cioè per visualizzare lo stato delle cose esistente tra loro in quel periodo storico in qualche modo, ecco. E quindi questo è secondo me è stata la molla che ha innescato la lavorazione del film. Però tra questo e poi la realizzazione effettiva si mette in mezzo un fatto che è interessante tanto quanto il motivo per cui lui ha deciso di fare questo film. Cioè il fatto che a un certo punto lui, essendo uscito dal trionfo di Apocalypse Now, dopo aver rischiato tutto e aver poi alla fine chiaramente guadagnato con gli incassi del film, con la Palma d'Oro a Cannes, avendo una reputazione così importante, ha fatto un investimento. Cioè lui ha visto questi vecchi studios inutilizzati e abbandonati a Hollywood su Las Palmas Avenue e si è detto: ma sai che c'è? Cioè il mio sogno è quello di fare il produttore indipendente, il regista dei miei film, voglio finanziare i miei progetti, sarebbe bello avere un posto in cui queste cose succedono e io ne sia un po' l'organizzatore, cioè alla fine del film li ha venduti praticamente. È un sogno lungo un giorno, infatti. È durato un film. Il titolo italiano in un certo senso è più consapevole di quanto non sia il titolo originale, che è One from the Heart, cioè, però
È andata così. È interessante perché in realtà non si può strettamente, secondo me, parlare del film solamente in quanto film, ma bisogna legarlo proprio alla sua particolare storia produttiva, che dà un senso ulteriore al fatto che lui l'abbia realizzato. E infatti, cioè, gli Zoetrope Studios erano l'incarnazione dell'idealismo di Coppola, cioè di un produttore che fa il produttore di se stesso, finanzia i propri progetti con una squadra che è sotto contratto, quindi lui voleva riproporre il modello degli studios americani degli anni 30 e 40, dove sostanzialmente gli attori e i creativi erano tutti sotto contratto per una major e si creava quindi una squadra fissa di persone che operavano in un posto, che in questo caso era un posto di una grandezza notevole perché si parla di 9 teatri di posa, quindi uno studio vero e proprio. E questo quindi è stato il... Sì, io ho una domanda. A che punto siamo? All'inizio. Minchia, dobbiamo correre. Ho capito. Vabbè, però non si capisce nulla se non si parla di questo perché è essenziale, cioè il fatto che a un certo punto la sua megalomania, se si vuole usare questo termine, fa sì che lui decida di realizzare questa visione che apparteneva al suo sogno da sempre, quello di avere un totale controllo creativo, totale controllo produttivo, avere una squadra, la squadra peraltro pagata, cioè il luogo è diventato anche un luogo della Los Angeles del tempo, quindi con personalità che arrivavano in visita, feste tra i vari membri del cast creativo, gli operai sotto contratto che lavoravano 4 giorni a settimana anziché 5, quindi un luogo irenico, insomma, però che si scontrava con il fatto che questa roba andava pagata in un certo senso, e quindi lui ha iniziato ad investire tutto quanto per poter realizzare questo film, perché di fatto questo film è stato il primo progetto degli Zoetrope Studios e si è trovato a metà strada senza i soldi perché dei finanziatori tedeschi si sono ritirati, lui ha dovuto cercare di compensare questa cosa e quindi il sogno in un certo senso si è trovato a mostrare la corda, ecco, e segno che forse sì, cioè la fiducia in un capitalismo buono spesso è mal posta, ecco, e quindi abbiamo questa situazione in cui lui occupa tutti questi studios e se ne serve in maniera estensiva, cioè cioè il film da molto piccolo inizia a diventare molto grande perché la sua concezione inizia a cambiare, cioè lui in pratica si serve di tutti i teatri di posa di questo posto e crea questa situazione, una specie di set, di unico set che è immediatamente raggiungibile da tecnici, attori, che può essere percorso con un unico movimento di macchina in tutte le sue zone e questo è in realtà l'aspetto tecnico, diciamo, fondamentale al centro del film, cioè l'idea di avere un tipo di set che si presta quasi a una realizzazione più di tipo teatrale che cinematografico, cioè in pratica tutto, cioè, adesso ne parleremo pian piano in realtà perché c'è tutto, non troppo piano però ci arriviamo. Però è importante capire che lui è diventato il capo di questi studios, è diventato una sorta di demiurgo, però al centro ha un film che dovrebbe essere piccolo. Questa roba a un certo punto inizia a scappargli di mano e il budget comincia a crescere perché comincia a cambiare la concezione che ci sta dietro, che è legata al fatto di usufruire dell'attrezzatura di questi studios che sono tra i più tecnologicamente avanzati del tempo e quindi per passare da 2 a 25 milioni esatto, ripeto, cioè, non so fare bene i conti, però mi sembra un bel salto. Lui dice che il budget è lievitato perché a un certo punto doveva comprare il camper. Quella è una cosa sì. che fa parte Sì, poteva vendere il camper. sì, anche secondo me Il poteva camper farlo. c'erano stati tipo 10 milioni. Ma il punto è la discrasia tra i mezzi e il messaggio, cioè quello che deve essere il film.
E infatti il film è un film bifronte, cioè è un film che Gli attori erano volontari, lui ha pagato tutto. praticamente gli attori sono diventati semi-volontari No. perché a metà della lavorazione lui non poteva pagarli sostanzialmente, cioè ha chiesto loro di di decurtarsi il 50% dello stipendio, ma per amore della visione creativa che lui aveva, perché l'ambiente chiaramente era un ambiente ideale in cui lavorare, i tecnici gli sono andati dietro, cosa discutibile, estremamente discutibile. Il problema del budget ed anche della realizzazione del film è che lui dice: io mi sono trovato ad avere, a un certo punto abbiamo scelto di girare il film con una unica macchina da presa e inizialmente, cioè questo set enorme era stato invece progettato perché io facessi delle riprese in stile televisivo, quindi con macchine da presa piazzate ovunque sul set e un montaggio che diventava selettivo nel momento in cui lui dava degli ordini specifici da questo camper, cioè era un camper da cui lui poteva raggiungere tutto il complesso dei set, perché c'era un interfono che permetteva di comunicare con tutti, e ogni macchina da presa aveva, perché vabbè in realtà io dico una ma saranno state un È paio. importante ricordare che aveva una Jacuzzi comunque. Sì, questo è un dato importante. Una curiosità che non ho trovato però se lo dice IMDb io ci credo. No, lo dicono dappertutto. Vabbè, ok. Sì, Cioè, sì, proprio- ma ti dico, io stesso non sono d'accordo con il tipo di uso estremamente spregiudicato che è stato fatto delle risorse. Cosa vuoi? Ne aveva. Però il film è interessante proprio per questo, perché questi soldi che andavano continuamente refillati da prestiti, il fatto che lui abbia reimpegnato a un certo punto una sua proprietà per abbia accettato il prestito di un petroliere canadese per continuare. Sarà la mia mente malata, ma io ce lo vedo Coppola nudo dentro la Yakuza a fare il bagno col megafono. Ciao, che azione! Ciao. Sicuramente a un certo punto Questo immaginario tipo infernale. Volevo fare una domanda a Carlo. In merito tipo... E in realtà a tutti. In merito all'ultima parte, quindi fotografia, scenografia, movimenti di macchine e montaggio. Quante è piaciuto di più quello rispetto alla in sé, storia, alla perché trama? questo in effetti è il E c'è punto. sempre una mano alzata dietro, due. Non so quanti... Quindi Vabbè. li facciamo. Ma io sono curioso, intervenire. perché la storia non è piaciuta così tanto? Cioè, noi forse possiamo... Allora, a quanti è piaciuto il film? No, vai, è un successone, cavolo. Dai. Sarà tipo un 80%. È una percentuale molto alta rispetto ai nostri standard. Non è vero, di solito siamo sempre alti. Beh, è un film che si presta però ad essere È un film che si divisivo. presta ad essere divisivo, E però in anch'io questo caso sono non c'è sicuro di divisione. Beh, c'è una buona parte che ha avuto dei dubbi sul film, quindi in realtà ci siamo. Ma qual è la parte che, nel senso, a me è piaciuto tutto il discorso fotografia, ambientazione un po' plasticosa, un po' finta da sbaglio, ma alla fine era tutto finto, quindi... Il punto è questo, cioè che un occhio allenato può godersela con un film così, no? Mentre, cioè, e per questo dico, c'è questa sorta di... Oh, salutiamo l'ospite importante di stasera. Ciao. Il primo animale ad essere... Non è vero, non è il primo, nel senso, ce ne sono sempre qua ogni sera, ad aver assistito a un film di Genza, incredibile. Comunque, cosa stavamo dicendo? Beh, abbiamo interrogato il pubblico sulle preferenze relative al film e poi stiamo Ottimo in realtà punto. dicendo su questo che appunto c'è la discrasia tra le intenzioni, cioè qual è l'intenzione? È quella di fare un film estremamente, cioè tecnologicamente avanzatissimo, con questa forma fantasmagorica che interessa effettivamente Tagliando chi è... magari un po' sulla trama. La trama è stata un po' effettivamente... Possiamo dire che funziona la trama del film? Non si sa, io non parlerei, infatti Se qualcuno me la spiega io sono più la contento. sceneggiatura non è tra i punti dell'analisi perché mette poco conto parlarne, cioè sì, le interazioni tra i personaggi funzionano, però Io non so, nessuno sono rimasto rimane così. perplesso in più punti. Certo, ma anch'io, ma in effetti finisce bene questo film, viste le premesse, magari poi ne parleremo al dibattito. No, questo è il dibattito. Sì, è già iniziato. È già iniziato.
Allora so già tutto. Madonna. Ma lei è presidente? Esatto, citazione. Ma qualcuno... No, allora io ci scommetto che avete qualcosa da dire, ma non vedo niente. Luca, puoi abbassare un po' la luce? Ero convinto ci fosse... No, ma c'è Luca! Ma... Parliamo male di lui. Luca, ti prego, non vedo più niente. Ok, si sta creando... Wow. E cambia tutto. Madonna quanti. Io... Ok. Sì, io sono... Io rispondo eventualmente Oh, sì. cioè se qualcuno ha delle curiosità inerenti alla tecnica del film, io... E anche alla trama? Alla trama, se volete ne parliamo, cioè nel senso si va molto, ci vorrebbe Alberoni perché le relazioni sono sempre un grosso problema, lo sono da sempre, non sono convinto che il film le affronti con la dovizia di sfumature che sarebbe opportuna. Quando si tratta di un romance forse le cose sono più complesse, questa è per metà una favola e per metà cioè non so, fatico a vedere un film. Sì, un intervento. Sì. Ciao a tutti. No, io vorrei Ciao. Ciao. No, io volevo fare un sondaggio. Potremmo metterlo come tipo, Abbiamo delle grafiche come pronte. format. Sondaggio. Sondaggino time. Esatto. No, il mio sondaggio è ad alzata di mano o anche un dito, indifferente, o una gamba. Chi è che è stato d'accordo che sono tornati insieme? E quanti no? Tipo, prima chi gli è andata bene che sono rimessi insieme? Che sono tornati insieme, sì, pardon. Chi è Sì. andato bene se sono tornati, che siano tornati Sì, insieme? esatto, sì, grazie, scusami, non è mio forte l'italiano. Parlare, sì, in generale. Non vedo Quindi, tre, gambe due, uno. alzate. Quindi tutti sono contrari al fatto che Sono rimessi tossici. insieme. Bene, vuol dire che... Cioè, ok, falla te l'altra domanda? C'è l'altra... No, allora il contrario, giusto? Ho sonno, Cioè, scusate. quanti invece sono convinti che il lieto fine sia veramente un lieto fine? No, è l'opposto! Okay. Cioè, che non dovevano mettersi... Che non dovevano tornare insieme. Che non sia un lieto fine. Che non sia un lieto Che non fine. sia un lieto fine, ok. Oh mio Dio! Non ho capito, questa è per cosa? Che sono confuso anche io, unisco scusate. la massa, tipo, non so. Qual è che era? Bel dibattito. Falla te, scusa. No, cosa c'entro io? Scusa. Io non ho capito. Io ho mandato... Vai. Chi non è contento che siano tornati assieme? O dubbiosi, quantomeno. Sì. Ok. Chi è contento? Io sono contento. Ma no, anche meno, fuori. Ma che stai scherzando? Vivranno di merda per una vita? No, non pensavo sinceramente. No, beh, speriamo in bene, cioè. E adesso perché? E perché se qualcuno vuole intervenire e dircelo, io... Allora, Sì. premessa, forse la gente se l'è dimenticato, però noi spariamo cazzate. Da quando abbiamo cominciato a fare sto cineforum, al dibattito spariamo cazzate. Tutta sta roba della presentazione, ok, è una formalità, ma è una cazzata. Quindi, cioè, non siamo qua per fare i colti, roba così, siamo qua per sparare. Minchia, mamma, che bello, che potere che è stato dato. Che liberazione. Che liberazione, esatto. Quindi, cioè, possiamo sparare le cazzate. Se avete qualcosa di... Cioè, non ci sono cose intelligenti, ci sia una mano alzata. Wow, ho pure la fila di gente che mi vuole dare il microfono. Ciao. Carlo, grazie della tua analisi, sono sempre molto interessanti. Carlo Collanega. No, ma è vero, no, è vero, sono sempre cose ovviamente che io non so mai e che non avrei mai indovinato, tipo del film. Però questo film è proprio un fallimento per le donne di tutto il mondo, cioè imbarazzante, vergognoso. Cioè, sembra che mi ha detto, ti prego, Strap, difendilo. Cioè, No, io non no, so- allora, dov'è Scapinelli? No, sì, beh, è andato. Ah, sei andato, vabbè. Coppola ha detto alle donne di tutto il mondo: dovete soffrire a fianco no, di vostro però- marito per sì, dovete rimanere con le zavorre.
no, cioè proprio non ci siamo. E non credo che sia neanche necessario spiegare perché la fine non sia corretta. Detto ciò, però il film era bellissimo. E mi è piaciuto Grazie. tanto. Era... ma perché vabbè, poi questa è un'opinione personale, ma io ho un debole per i film così al Technicolor. Ma era molto bello il fatto che fosse palesemente tipo finto, cioè palesemente teatrale. Anche Artificiale. sì, anche la recitazione era molto da... Era uno dei punti per caso da della teatro. Sì? Sì. E niente, in realtà era solo questo. Qualcun altro aveva sicuramente qualcosa di interessante da dire. storia. No. Vorrei solo chiedere una cosa. No, scusami, se volevi... No, Prego. E No, passi a me il qualcuno l'ha microfono. notato, per tipo... passarlo poi a casa. Ah, ok, certo. All'inizio del film c'è un'inquadratura in cui c'è un pelo, un capello sulla lente. L'hai visto? Perché chiedevo a lei prima e lei non l'aveva notato, mi sentivo un attimo... Che due palle quando No, succede. bellissimo, io l'ho amata quella cosa lì. A me è piaciuto un sacco. Io stavo mangiando la pizza, non mi sono perso, non mi ricordo. Sì, non so se vogliamo parlare del pelo Beh, nell'uomo. no, se hai qualcosa di interessante da dire sul pelo, io ti ascolto molto. Siamo arrivati a volentieri. quel punto della serata. A parlare del pelo. Vabbè, no, non è... Vabbè. Ci stiamo divertendo tanto Sì, però. beh, è bello. Questo è lo spirito del No, dibattito. aspetta, prima del tuo pelo. No, 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 del beh. tuo del pelo. Cioè, esatto. Vediamo una cosa, gli amici spagnoli che ci seguono. Che sogno questo dibattito. Sebastiano Scapinello sarà contento. Sì, penso di Penso di sì. No, scena mia preferita quando lui è sul tetto che cerca di entrare nella stanza loro. Cioè, no, è bellissima quella cosa lì. Cioè, lui che si inciampa e si... No, è stato stupendo. E sul finale... Cioè, tu dici brutto magari perché... Ok, lo capisco, però è cioè, perché te lo immagini come se lui fosse peggio di lei e quindi dici, tesoro mio, salvati da lui. No. Ma appunto, cioè, siete due persone molto... forse state bene anche insieme, nel senso... Non lo so. Dici. Beh, c'è un punto a favore di questa lettura comunque, in realtà. Cioè, Se siete bassi entrambi così, forse... Capito? No? Vabbè, questo forse era too much. Cavolo. Raga, io ve lo dico, da quando Luca Antonelli usa l'intelligenza artificiale... No, scusate, però Carla, avevi qualcosa da dire sul pelo? Contro la I. Allora, comunque, secondo me è vero che la storia d'amore raccontata segue certi cliché, in particolare alla fine con la riconciliazione, con lui che la va a prendere all'aeroporto, lei che torna indietro. Però secondo me non so quanto credo fino in fondo a questa cosa, però un po' forse rappresenta certe dinamiche relazionali che secondo me non sono poi così poco frequenti, cioè questa cosa del preferire stare insieme anche se magari la relazione ha degli evidenti problemi e invece di accollarsi il rischio di proprio separarsi definitivamente, ritornare insieme e andare avanti. Poi su come prosegua la loro storia d'amore non lo sappiamo, però secondo me ecco, non è così, cioè è più frequente di quello che secondo me è stato detto prima. probabilmente sì, magari noi lo troviamo non realistico perché un film ci racconterebbe tutta una serie di dinamiche più interessanti e quindi escluderebbe il fatto che su queste basi si possa poi ricostruire la storia, la loro storia. Quindi sono anche d'accordo in realtà. C'è sì, non so se sia voluta questa ambiguità di fondo, però probabilmente esiste ed è vero. Cioè in termini in termini così di cinematografici, se vogliamo, uno potrebbe trovarlo poco efficace perché non ci viene detto niente di convincente su
quale sia il reale collante della loro relazione, cioè cos'è la cosa profonda, vera che li tiene assieme nonostante le magagne che hanno, e che questa cosa è un po' in ombra, secondo me, non è approfondita nel film, anche se uno potrebbe anche pensare, cioè farsi interrogarsi anche in un altro senso, dirsi ok, ma cioè, hanno portato magari avanti le cose ad un punto in cui diventa implausibile il fatto di tornare indietro così, di sfuggire con due sconosciuti fondamentalmente, perché comunque in qualche modo si parla di due persone il cui passato non conosciamo sufficientemente bene, però capiamo almeno in questa versione del film, perché questo è un film che ha 3 versioni tra l'altro, ma questa è la versione mediana che è stata rimontata nel 2003 e che nelle parti di litigio è molto più, come dire, dialetticamente è molto più ricca, perché propone una serie di elementi che non ci sono nella versione cinematografica originale, cioè in cui invece loro litigano per motivi estremamente futili e non si capisce mai bene fino a che punto siano legati. Qui si capisce un attimo di più quando lui dice ok, ma io ho fatto, cioè si capisce che lui è concreto, lei invece no. Anche nella versione precedente forse era intuibile, però qui lui si presenta con l'atto della casa perché vuole proprio, cioè come dire, la sua idea è di essere, di impiantare una situazione seria in qualche modo, cosa di cui non si ha un... Cavolo, ho un dubbio, ma in America pagano l'IMU? Non so se Gabri Ci lo sa. dicono io non penso. È una malanzata comunque. No, che secondo me si capisce perché decidono di stare insieme, che non sono motivi pratici legati alla casa, agli investimenti o cose, ma i motivi nel momento in cui stanno con qualcun altro, anche a livello fotografico si vede che pensano all'altro. C'è tutto un discorso legato secondo me al fatto che comunque come impostazione monogama è uno appartiene all'altro, per cui anche nel momento in cui si concedono a qualcun altro per inclinazioni, per bisogni di sfoghi, di fare altro, di altre emozioni, comunque c'è il rimando comunque il pensiero e il cuore va alla persona di riferimento, è quello che secondo me li lega. Sì, banalmente. alla fine diventa, cioè, puramente un fatto di passione, di cuore, è questa la... più che ha alzato la mano per primo. Ok, facciamo... No, vabbè, perché io avevo già parlato, quindi se qualcuno voleva dire qualcos'altro. Ma no, mi sono venute in mente altre 2 cose. Allora, la prima cosa è che riguardo a quello di cui parlava Sabina, cioè il fatto che la storia d'amore in realtà è incredibilmente realistica, e questo secondo me è proprio il problema del film, ma comunque cioè che a livello visuale, a livello visivo il film è molto artificioso, però poi la storia che racconta, al di là ovviamente di tutti gli orpelli tipo non mi ricordo, Hank che casca dal soffitto, quelle robe là palesemente finte, però in realtà come tipo di relazione, la loro relazione era incredibilmente realistica, quindi c'è questo contrasto tra la storia raccontata e il modo di raccontare la storia, cioè una storia raccontata in maniera irrealistica e però la cui sostanza è invece incredibilmente attuale ancora adesso. E l'altra cosa invece riguardava una mia impressione personale che non mi era venuta in mente prima, ma io mi aspettavo, visto che le premesse del film erano tipo l'idea di un sogno, cioè l'idea che ci fosse una parte così un po' onirica in cui appunto, cioè che si apre dal momento in cui i 2 personaggi si separano, e mi aspettavo nella mia ingenuità che le loro traiettorie durante l'arco della serata non si sarebbero incrociate. Non so come mai, ma mi aspettavo esattamente questo, cioè mi aspettavo che perché all'inizio c'erano queste
immagini della folla e loro che per un pelo non si incrociavano, eccetera. Già. E quindi mi ero convinta che sarebbe stato così. E poi in realtà a una certa loro si incontrano, quindi le traiettorie di questa serata si incrociano e loro si guardano e si vedono ciascuno con una persona diversa, e c'è questo momento in cui si guardano negli occhi ed è un po' come se ammettessero a se stessi, tipo, io sono una persona orribile, tu sei una persona orribile. E questo frangente di, diciamo, cioè questo punto di contatto tra i personaggi poi in effetti spiega anche il finale, a parte il fatto anche che c'era questa sovrapposizione di immagini, tipo quando loro facevano cose e poi pensavano all'altra persona, eccetera, eccetera. Però sì, ecco, questo era un aspetto molto interessante secondo me del film. Sì, io approfitto dell'intervento per ringraziare Coppola per aver creato l'unico film dove tutti i personaggi mi stanno sul cazzo. Ogni singolo personaggio mi è stato sui coglioni. Beh, Prego. hanno dei difetti. No, Anche gli amici dei protagonisti. Tutti. vabbè. Anche il regista. Anche la Kinski, la figlia di Kinski. Tutta la famiglia. No, sto scherzando. No, io... Forza Italia. Siamo Sì, tantissimi, vai. Emigrazione. No, io stavo riflettendo che probabilmente l'immagine di questo film che vivrà nella mia mente per nei secoli a venire senza pagare affitto è la scena di quando... Allora, questo qui è inteso un po' come musical, quindi ci sono scene in cui un personaggio si mette a cantare e cantano e tutto il resto del set lo segue. Quando lui si mette a cantare You Are My Sunshine all'aeroporto, nessuno se lo fila. E per me quella lì è una scena tremendamente relatable, perché scommetto che un musical dovrebbe andare così nella vita vera. Tu canti a un certo punto, la gente, nessuno ti fila. Non parte il numero, sì, tu speri che parta il numero, che magari si mettevano tutti a cantare You Are My Sunshine, e lei si convinceva in quel momento di tornare, lui più in maniera più dirompente con i fuochi d'artificio, eccetera. Invece no, è una scena... Non vorrei usare il termine patetico, però è l'unica cosa che mi viene in mente. Ma ci stanno per caso sui coglioni i protagonisti? Stai cercando di sto provando a... portarmi una strada. Beh, non posso dire che mi siano stati simpaticissimi in verità, perché... Sì, ma... Sì. Madonna. Sì, ma a un livello che... Sì, ma è un livello che cozza completamente con quello che è il film, cioè con la parte musical del film. Sì, è voluto, ma a me è dispiaciuto tanto per il protagonista in quel momento là. Sì. Avevo in mente anch'io di farlo a scuola una volta e mettermi a cantare. Vedendo questo film ringrazio gli dei che non l'ho fatto. Gli dei del cinema che non l'ho fatto. Ecco. Va bene. C'era un altro intervento lì in fondo. Allora, dato che io so che qualcuno ha il compito di difendere questo film, no, non più. non più, ok. Cercherò comunque Ciao, di metterlo Seba. in difficoltà perché secondo me questo film può essere l'incipit per un discorso che vale un po' in generale e che è quello un po' della paura reverenziale nei confronti dei grandi registi, cioè si ha paura di parlare male di un film perché l'ha fatto quel regista. A me personalmente non è che ha entusiasmato. Sì, no, noi non abbiamo quella film. paura qui. No. Ma non abbiamo quell'usanza, ecco. non lo so. Sì. No, però secondo me c'è un po' ci dà l'occasione di pensare un po' alla necessità di abituarsi all'essere delusi, perché succede, e forse anche il protagonista avrebbe dovuto abituarsi a rimanere deluso nella sua vita, invece non è stato in grado di affrontare questa delusione. Anche Megalopolis io non l'ho visto ma ne ho sentito parlare. Se non vi è piaciuta il modo in cui tratta le donne Coppola, non vi piacerà neanche in Megalopolis, da quello che ho sentito.
Dardi. Niente, volevo sapere se qualcuno ha voglia di raccontare quando magari è stato deluso da qualche regista. A me è capitato a volte, o da qualche attore o in generale. Vai Carlo. No, c'è una mano alzata. Perché no? Cioè, sì, Riuscite a passare? Succede comunque succede molto spesso, succede. A me non piace Woody Allen. Niente. E io l'ho visto sapendo, pensando che sarebbe dovuto piacere. Meno male che Sebastiano non è qua questa sera. No, ma lo sa benissimo e ne abbiamo discusso molte volte. A me non piace Woody Allen. Sì, è stata una grande illusione per me, però... Scusate. No, allora io potrei dirti... lo so che è una cosa, una bestemmia, però... Confidenza per confidenza, io posso Esiste dirti... solo un film di Woody Allen che mi è piaciuto. Che è? Basta che funzioni. Ok, che è molto alleniano in realtà, per cui pensavo una roba un po' meno... perché la filmografia di Woody Allen è tante cose, ci sono... gli sporadici omaggi drammatici a Bergman, ci sono le cose più sue, ci sono... Allora, Stardust Memories, che è una versione sua di un concept di Fellini, praticamente è un omaggio a Fellini in tutto e per tutto. Lui è uno degli omaggi. In effetti anch'io, se dovessi confessarmi adesso, direi che trovo che il suo cinema sia, come dire... una copia molto ben fatta di tanti altri, lui non nasconde di avere dei modelli e di muovere, che non toglie nulla alla sua genialità, perché è comunque una persona estremamente arguta che ha un umorismo unico e questo rimarrà. Però è vero che come cineasta potenzialmente gli riconosco di essere stato originale nel momento in cui ha fatto Zelig, ad esempio, che è un film effettivamente molto... Prima posso dire una cosa, non è un regista, lo adoro, ma mi delude sempre. Un saluto a Pippo Franco. Lo adoro, ma mi terrorizza, scusate. Pippo Franco era in un film di Billy Wilder, fa una piccola parte. Il film si chiama Avanti, è del 1972. No, faccio rapidamente, scusa, poi ti lascio parlare. Io ho visto Profumo di donna con Al Pacino, il giorno dopo vidi Jack e Jill con Adam Sandler e Al Pacino, ecco, per dirti i livelli di delusione e di impatto. E Profumo di donna di Dino Risi, che è il film originale da cui è stato... allora lì poi... fermi. No, tranquillo Carlo, sarò breve. Secondo me Wes Anderson è sopravvalutato e se non avesse colori pastello farebbe molto più cagare. Io mi sento male, tutto questo dibattito... L'ho già detto una volta in queste sedi, lo ripeterò. Un treno per Darling è la cosa più brutta che i miei occhi abbiano mai visto. Allora io mi sento molto, mi sento male perché dovremmo difendere... Ho già detto questa cosa in queste sedi quando tipo l'anno scorso avete dato di Wes Anderson, Di Tenenbaum, esatto. mi ricordo E ho fatto cominciare un dibattito assurdo, quindi... Ne abbiamo parlato però in maniera dignitosa e secondo me, ecco, siamo riusciti... No, nel senso, che dignitosa. No, io vorrei spendere delle parole a favore di questo film, onestamente. Sì. Perché... Allora, no, è un film figo. Prego, non importa. Fatto il mio Basta, l'ho fatto. No, dai, è super, nel senso che dura un giorno. Ok, è ambientato in un giorno, quindi è una giornatona. Succede di tutto. A me in un giorno non capiterà mai tutta sta roba qui. Spero che non mi capiti tutta sta roba qui in un giorno. Proprio lo sto sperando. L'estetica è ottima, secondo me. Bellissima la plasticosità delle ambientazioni. La fotografia spettacolare. Almeno a me è piaciuta molto. A qualcun altro piace la fotografia? E anche qui siamo a un 80% dei rimanenti, che in realtà siete tantissimi, grazie. C'è l'80%. Sì, non so, io sto sparando percentuali a caso. Le percentuali che io non ci azzecco mai. C'è una mano alzata. Un'osservazione, non so se sono drogato io,
ma cioè, alla fine a metà sono andati a letto, quindi erano 2 giornate. Allora, io speravo che nessuno arrivasse a questo punto. Però, Seba, come la mettiamo? Noi placidamente... Tipo sul finire di una giornata. Si inizia sul finire di una giornata, quindi arriva alla fine. Quindi, allora, 24 ore cosa sono? Sono un semplice susseguirsi. Questa è una domanda paragonabile a quella sulla natura dell'amore su cui questo film è mandato in crisi profondamente. Vabbè, scusate. No, allora. Cosa dobbiamo fare adesso? L'arco di 24 ore. Vabbè, ci hanno inculati, Carlo. No, vabbè. Supponiamo che sia stato... Vai. Cioè la percezione e quello che viene enunciato nel film è che la giornata sia il 4 luglio più o meno. Ok. Più o meno, probabilmente. Però teniamo questa come data di riferimento, nel senso che è il loro anniversario e succede di tutto, in pratica succede di tutto nei termini di una favola, quindi abbiamo dei personaggi forse anche, cioè per quanto scritti in maniera tale da risultare convincenti, però un po' manichei, nel senso che l'idea che entrambi trovano questi due tentatori nel loro cammino nel giro di un giorno e cioè, rischiano di compromettere la loro relazione andando ognuno con una persona diversa in quello stesso attimo è favolistico effettivamente, e questo ci toglie dal problema di capire se il film sia realistico o meno. Sì, alcune dinamiche sono chiaramente oneste e realistiche, probabilmente appartengono al momento della concezione del film, al momento di prima concezione del film, cioè quello in cui il film doveva essere un piccolo film. Poi nel momento in cui questa cosa si incrocia con il gigantismo del set, con la ricostruzione totalmente in teatro, quindi voi vedete queste strade di Las Vegas che sono state interamente ricostruite in uno studio, cioè non sono riprese dal vivo, sono tutte, i palazzi sono stati ricostruiti tutti in un gigantesco teatro, e così i fondali dipinti o non so, la prospettiva della strada su cui sta la loro casa è tutto finto, cioè quindi è tutta una reinvenzione creativa che preme perché il film non sia affrontato in termini realistici effettivamente, però è la discrasia, per questo io dicevo film bifronte, perché questi due elementi molto spesso cozzano, e quindi tu hai un film dove la storia è al servizio della tecnica o la tecnica è al servizio della storia, perché questa è la domanda che ha messo in crisi tanti e continua a mettere in crisi il pubblico probabilmente. E con questo abbiamo risolto il problema, cioè voglio dire. No, come? Però, allora, no, non possiamo rimettere. Sì, però rimane un però, nel senso che il film ovviamente si presta ad essere preso come opera d'arte e come tale il regista lo immaginava. Parole a favore del film. Ma non per per mettere un contrappeso di comodo, però effettivamente il film è notevole, cioè uno può essere non colpito emotivamente dalla vicenda, però tecnicamente c'è non si tratta solo di un dispendio di mezzi e di tecnologie, è proprio concettualmente molto interessante il fatto che una chicca, una caramella, un cadeau. Beh, sì, è effettivamente una chicca, cioè è uno di quei film che probabilmente appartiene alla categoria per me famosa, nel senso che io la incoraggio moltissimo, dei film interessanti, cioè quei film che non si può dire che siano riusciti al 100%, però sono dei film con degli elementi che li sopraelevano rispetto alla media dei film, cioè sono dei film che si fanno comunque notare nel mucchio dei film, perché cioè da un punto di vista di regia, da un punto di vista di creatività dicono qualcosa di più che alle volte compensa quella che può essere la mancanza della storia in qualche modo. Quindi qui abbiamo anzi il tentativo proprio di rifondare da zero il linguaggio cinematografico, è un po' questo che forse appunto è per occhi allenati, perché qui abbiamo
cioè l'idea di fare un film senza transizioni fondamentalmente, che succede quasi in tempo reale. Quindi la macchina da presa potenzialmente potrebbe non fermarsi mai, potrebbe essere un'unica ripresa senza montaggio, e tante sequenze sono così, cioè ci sono 10 minuti di piano sequenza che segue le dinamiche dei personaggi, che non sono in luoghi diversi fisicamente, cioè noi vediamo la lunga sequenza delle camere da letto in cui, cioè lei è nella camera da letto e lui è sul divano dell'amico. Quello è un unico set separato da una parete trasparente che, illuminata più o meno, mostra in trasparenza quello che c'è dietro, cioè un altro set in cui sta succedendo in tempo reale una cosa, cioè quella cosa che si vede dietro, che sembra quasi un'esposizione multipla, cioè come se ci fossero due pellicole che si sovrappongono l'una sull'altra. E questa cosa è innovativa, cioè è l'idea di fondere il linguaggio del film con il linguaggio del teatro, cioè con l'idea che è solo una questione di messa in scena, tutto succede all'interno di un set e il regista lo orchestra semplicemente facendo un unico movimento, potenzialmente un unico movimento di macchina che racconta tutta una situazione. Sì, se qualcuno... Però, sì, volevo dire, è un giorno alla fine, giusto? 24 ore. Stiamo ancora sindacando. Ma sì, ma ovvio che erano 24 ore, non erano più... non è questo più di tanto importante. Però poi, se posso dire un'ultima cosa tecnica... Ah no, c'è un... Scusate, non vedo nulla con queste luci. Grazie, sì, c'è un microfono. No, L'ho portato basta. io adesso. Ok, non ho visto niente. Finisci. No, una cosa che si può aggiungere è che, non so, prima si parlava di fotografia. La fotografia è incredibile perché dovrebbe registrare, e di fatto registra, degli stati emotivi dei personaggi, quindi ad ogni personaggio corrisponde un colore, lui è verde, lei è rossa, poi ci sono degli interventi di luce che selettivamente mettono in ombra i soggetti o li illuminano. Questa cosa è stata resa possibile da un controllo luci centralizzato, c'era una sorta di pannello elettronico che permetteva al direttore della fotografia non di piazzare una luce specificamente sul set una volta dove serviva, ma avere tutte le luci già disposte sul set e decidere quando attivarle e come. E se uno fa caso a questo aspetto è estremamente... colpisce moltissimo, però chiaramente è qualcosa che va al di là della semplice storia. E così, ad esempio, questo si potrebbe dire anche della musica, cioè il fatto... Tempo finito, c'è l'intervento. Sì, un'ultima cosa e poi l'intervento è assicurato. Cioè, l'idea di avere Tom Waits che canta sopra le situazioni, un po' come se la narrazione fosse, più che essere affidata ai dialoghi, che pure sono tanti, alla musica, cioè al commento di quello che succede da parte di un narratore che canta, e anche questa è una scelta anomala, perché non è veramente un musical, salvo nelle sequenze di danza centrali che sono la cosa che più assomiglia ad un musical, però è anche un film che non entra specificamente in un genere. Quindi questa è la mia difesa del film, l'ho fatta, per cui stop. E io volevo solo dire due cose. La prima, non so se sapete che Pippo Franco in realtà si chiama Franco Pippo all'anagrafe. Sto male. Sì? Beh, Sì. Strapp è un grande appassionato di Pippo Franco, quindi... Sì. Il popolo dei miei incubi da quando sono bambino, quindi... All'anagrafe è Franco Pippo, non so se questo può migliorare la situazione o no. No. Ma perché? Cioè, chi cazzo dà il nome Franco Pippo? Però lui ha avuto il genio di dire il mio nome d'arte sarà Pippo Franco. Il secondo sembra che fare... Cioè, la seconda cosa sembra... Non ha a che fare con Pippo Franco la seconda osservazione. Cioè, magari poteva essere Filippo Franchini, una roba simile. Poteva essere qualsiasi cosa, in effetti. E in realtà, per quanto riguarda il film, invece, io dovrei fare una polemica. Piccola. Falla per favore, perché Piccola. questa cosa ci interessa. No, anche qui non so se anch'io ero sotto l'effetto della droga, non credo, però ho visto che durante il film, sulla strada dove c'è la casa di due, c'è una specie di camper barra roulotte a fianco alla casa. Visto che Coppola era in un camper, è un'autocitazione, è alla Hitchcock. Ma non lo so. Perché a quel punto vi dirò di più, non è una storia d'amore, non è la storia d'amore di lui e sua moglie,
È un film su se stesso e sul fatto che deve farsi perdonare perché è un marito assente. Esatto, brava, grazie. Cioè questa è una grande osservazione. Cioè, però, Non è per voi, è per lei. cioè, il problema, il fatto è proprio questo, cioè che le motivazioni in realtà, per questo io dicevo che il film deve essere visto un po' con l'occhio alle due cose, cioè è un film sicuramente sul gioco d'azzardo, nel senso che l'amore è un gioco d'azzardo, è un rischio e comporta delle problematiche, cioè si tenta la sorte quando ci si innamora in un certo senso, e quindi diventa tutto un discorso di passione, perché c'è la storia d'amore, c'è il senso di colpa del marito assente, giustamente, e c'è poi, che corre in parallelo, però il desiderio di vivere la passione del cinema in senso assoluto, un po' come è teoricamente questa relazione che viene presa come dato di fatto, cioè loro comunque sono legati, lo sono all'inizio e lo sono alla fine decidono di rimanere l'uno con l'altro, e questo rispecchia anche in qualche modo, rispecchia il coraggio di Coppola nel voler intraprendere un'avventura produttiva fallimentare in questo caso, proprio come se si trattasse di un fatto di cuore, cioè di una cosa che non può essere razionale in qualche modo. E quindi sì, il film è un film sulla storia d'amore tra Coppola e la moglie, è anche un film sulla storia d'amore tra Coppola e il cinema, sicuramente, insomma, e questa è il modo, secondo me, questa seconda cosa è il modo in cui il film diventa veramente recepibile, perché altrimenti uno potrebbe avere dei legittimi dubbi, insomma, come dico anch'io, cioè sulla storia, sul fatto che i personaggi forse non riescano a coinvolgerti emotivamente fino in fondo. Ci sono una serie di problemi nel film, secondo me. Domanda. Mani alzate, ultima occasione. È arrivato quel momento. Cavolo. Eccola. Sì. Se fosse rimasto aperto il finale, vi sarebbe piaciuto di più o di meno? O mi stanno sul cazzo tutti lo stesso. Non so. Non so. Beh, è una bella domanda in realtà. Perché effettivamente poteva cambiare, cioè tutta la concezione che abbiamo, ma poteva cambiare anche il dibattito volendo. Ma il finale forse non è aperto in realtà, nel senso che uno si immagina, visti i presupposti, cosa potrebbe essere. All'inizio e il giorno dopo fanno uguale. Tipica coppia milanese essere tipo, non lo so. È un weekend come un altro. Ok, cioè è un weekend particolare in cui accadono delle cose estremamente particolari, però il giorno dopo è un problema, come quando bevi troppo e il mattino dopo come stai? Questo film è tutto un hangover praticamente, è tutto non so cosa sto facendo e lo sto facendo male. È una grande ubriacatura d'artista, lo diciamo, cioè nel senso è evidente, c'è della megalomania dietro questo film che dà anche dei risultati. Ho percepito a caso delle vibes natalizie, non so perché, a un certo punto. Forse le luci. Sì, ma anche perché tipo stavano allestendo una vetrina, no? Di solito le vetrine, nei film di Natale allestiscono le vetrine. Non so, sarà che tipo siamo quasi a novembre. Bravi che siete rimasti. Allora, dopo diciamo delle cose interessanti per la rassegna di novembre. Bonus, Genze, avete sbloccato la rassegna di novembre. Dopo vi spieghiamo. Però prima c'è la fase di rito. Se vi è piaciuto Un sogno lungo un giorno di Francis Ford Coppola, amerete. Dobbiamo leggerli tutti, vero? Ok. Aurora di Friedrich Wilhelm Murnau, American Graffiti di George Lucas, che ha consegnato l'Oscar a Scorsese insieme al Frero, Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, che in realtà è Denis Villeneuve,
non lo so, chi ha girato anche Dune, 1 e 2, bravo uomo. Closing Time di Tom Waits, che è opera musicale. Tom Waits è l'autore Tom Waits è l'autore delle musiche, secondo me bellissime, cioè c'è però il suggerimento forse arriva da Seba, Closing Time. Blade Runner è per i colori 100%. Beh sì, questo è un film che ha avuto una grande, secondo me, influenza in tutto quell'immaginario molto anni 80 in cui l'artificio di colori, luci, neon, cioè quel tipo di atmosfera è stato uno dei film a lanciare quel tipo. Carlo, che cazzo sta succedendo? Luca! Allora, Vittorio Storaro sta curando la fotografia di questo dibattito. Sì. No, un drogato, porco cane. Ma Vittorio Luca, Storaro. Aurora, che cacchio è? Aurora è il film, visto che ormai sta per uscire anche Nosferatu di Eggers, parliamo di Murnau, ma ne parliamo solo per dire che Aurora è un film straordinariamente simile a questo, cioè ci sono due personaggi in crisi, la cui relazione è in crisi e a un certo punto lei scappa, cioè sono due personaggi che vivono in campagna, a un certo punto lei scappa in città nel tentativo di sfuggire a lui la rincontra, le va appresso in città e la storia chiaramente va a finire bene perché si rimettono insieme. È un film estremamente, cioè che adopera tutta una serie di tecniche, cinematografiche per l'epoca assolutamente audaci, quasi innovative, del 27, quindi è un film muto. No, è un film muto. Mio nonno. Ecco. Mio nonno aveva 6 anni nel 27. Però se vi è piaciuto questo vedetelo perché secondo me ci sono delle affinità molto evidenti, al punto che quasi, non so se Coppola volesse farne un omaggio, un remake, però la concezione radicale del cinema alla base di questi due film è la stessa, cioè voi vedrete in questo film, se lo vedrete, tutta una serie di tecniche di ripresa stra-avanguardistiche, cioè che risponde un po' al rilancio che Coppola fa di questa stessa cosa negli anni '80 in qualche modo. Ok. Scusa, non volevo dare tipo l'ordine di portare... No. Solo perché è l'ultimo giorno della rassegna, quindi la rassegna L'ultima giornatona. Ok, l'ultima giornatona. E quindi i film che durano un giorno sono finiti. Però volevo consigliare che Le non so Iene. se avete consigliato già prima o poi in questi 3 anni il Genze, ma non lo so. Un altro film che dura un giorno, se non ricordo male, che è Blow Up di Antonioni, che è un mega film che ho sempre sperato che mostraste al Cineforo, mai visto, e quindi lo consiglio. Siamo terribili a scegliere i film in realtà. Non so chi ci abbia dato il diritto non è vero. Allora, no. È un gran consiglio. È un gran consiglio. E magari rimedieremo prima o poi, troveremo... Certo. Comunque, prima di chiudere volevo dire 2 cose. Uno, Luca, non usare l'intelligenza artificiale per editare questo dibattito perché è bellissimo e ci sono stati tanti botta e risposta che meritano di sentire anche i dintorni della presa diretta del microfono. Secondo, si possono abbassare le luci? Mi metto un attimo. Ok. Anteprima della rassegna di novembre. Con i poteri conferiti, no, non so, vabbè, lasciamo stare, non voglio le formalità. Va bene, la prossima rassegna... No, abbassa le luci, Luca! Va bene, la prossima rassegna è una rassegna un po' particolare, nel senso che è novembrina, è crepuscolare, ok? Quindi è stata creata, cucinata appositamente per settare un mood specifico e andrà a scavare nella psiche e nei tormenti dell'essere umano tramite un tema particolare che possiamo dirlo è il tema del doppio. La rassegna si chiama Doppelgänger. Che schifo! Luca Antonello, le luci!
Carlo Collanega alla voce, Francesco alla voce. Voi siete il pubblico. Abbiamo finito la prima serie di quest'anno. Ringraziamo gli sponsor, ringraziamo Polenta Mulino di Ferro. Polenta Molino di Ferro. Ringraziamo l'Unione Europea e ringraziamo il pubblico che ci sostiene ogni venerdì da tipo 3 anni, che è un botto, e sì, mi piace. È bella lì. Noi adesso andiamo a pulire. Ciao.